Dopo 1 anno e 8 mesi di ricovero, Ivo Bonacin si è spento alla casa di cura dal Monego di Oderzo. Il 51enne in sella della sua Augusta si era schiantato il 29 marzo del 2021. Uscito di strada, era finito contro alcuni pali di cemento di un vigneto a Cimadolmo. Il motociclista, nonostante i ricoveri, aveva subito gravi danni neurologici. Le sue condizioni purtroppo non erano migliorate nel tempo, tanto da non ricordare nulla del giorno dell'incidente. Un calvario durato fino a sabato scorso, quando un arresto cardiaco lo ha portato via per sempre. Ivo Bonacin lascia un figlio. Il funerale verrà celebrato giovedì prossimo nella chiesa parrocchiale di Cimadolmo. Nel frattempo, in queste ore a San Biagio di Callalta si piange un'altra vittima della strada. Ieri è mancata, dopo 3 giorni di agonia, la 24enne Blerin Criezu, travolta mentre a piedi stava andando a lavoro. La giovane vittima, perfettamente integrata, lavorava come cameriera al ristorante da Silvano a Olmi, chiuso per lutto dal giorno dell'incidente. Era una bella persona, solare, giovane, con piena di vita. Il nostro cordoglio va a tutta la famiglia, ai familiari, al fratello, alla mamma, al marito, perché si era appena sposata, doveva venire a vivere qua a San Biagio. Voglio ricordarla col suo sorriso quando eravamo nel locale che ci accoglieva con questo sorriso meraviglioso.